E buonasera, ben ritrovati a Che Calcio Che Fa qui su Lombardia TV, come ogni venerdì, come ormai è diventata tradizione da già una ventina di puntate, anzi a dire il vero questa è la 21esima puntata, come del resto la 32esima giornata ci aspetta nel prossimo weekend calcistico. Durante la settimana ci sono stati i verdetti riguardanti per esempio la Champions, abbiamo visto un bel pareggio comunque della Juventus in quel di Amsterdam, e quindi parleremo di calcio ovviamente, perché Che Calcio Che Fa è un format che abbraccia, come lo dico ogni volta, la TV con Lombardia TV, la radio con Civi Music Radio e il web con www.checalciochefa.com. Come tradizione e consuetudine di Che Calcio Che Fa, la trasmissione non verte solo unicamente sul calcio, o perlomeno si parte dal calcio per arrivare a parlare di altre cose o viceversa, e guarda caso oggi è una puntata che ha una certa commistione, perché si parlerà sia di calcio ma si parlerà anche di musica con uno dei nostri ospiti. Iniziamo però dal lato calcistico, e quindi alla mia sinistra inizio con il procuratore di calcio, amico di questi ultimi anni, Alessandro Ranieri. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, abbiamo detto di natura diciamo anche musicale, lui ha precisato che anche nonostante il cognome importante Ranieri, appunto Massimo Ranieri, non sei portato per la parte musicale, indubbiamente. Se mi passi la battuta, il vero Ranieri sono io, perché Massimo è un nome d'arte, perché il suo cognome è Calone, però siccome sono stonato come una campana, fammi parlare solo di calcio, mentre c'è l'altro ospite che sarà molto più bravo. E invece ho preparato un paio di sorprese, sono molto trepidante di vedere quali sono i vostri responsi riguardo a un paio di giochini, dopo vediamo, mentre invece dall'altra parte parliamo invece prettamente di musica ma anche di calcio, perché so che lui è anche un tifoso interista. Roberto Pezzini. Ciao a tutti, io sono Roberto Pezzini, nome d'arte Roberto Pezzini. Ecco, lui appunto non cambia, non ha cambiato assolutamente niente, va avanti per la sua strada, è una bellissima strada, anche perché poi per esempio recentemente, mi sembra nel 2018 credo, è uscito il suo CD Sostrano. Ecco, se vediamo un attimo la copertina ci rendiamo anche conto della portata, nel senso che ci sono delle banane, c'è una banana anche molto colorata, perché c'è il brano che sentiremo più avanti, Meglio le scimmie con le banane, e questo dice tutto sul fatto che andiamo verso una deriva sempre peggiore a livello musicale, sociale, ma anche calcistico, perché poi dopo alla fine indubbiamente il calcio trascina anche queste logiche che riguardano appunto la società. Vediamo allora, a questo punto ci caliamo un attimo su una questione calcistica per quello che è successo durante la settimana. Vediamo la slide numero 2. Ecco, la slide numero 2, vediamo che queste sono le squadre: Liverpool, Porto, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United, Barcellona, Ajax, Juventus. Ricordo i risultati: Liverpool ha vinto 2-0 sul Porto, il Tottenham ha vinto 1-0 sul Manchester City di Guardiola, il Manchester United ha perso 1-0 con Barcellona e l'Ajax ha pareggiato in casa con la Juventus. Quindi nel panorama attuale vediamo un Liverpool forse un po' più avvantaggiato, anche se perché di fronte aveva forse una squadra, il Porto, forse la più debole in realtà del novero. Le squadre inglesi, comunque c'è anche un derby di squadre inglesi, quindi mi sembra di capire che incomincino diciamo un po' a segnare il passo. Sono state molto brave ad arrivare fin qui, però vediamo un attimo il cammino. Qual è il tuo pensiero, Alessandro, riguardo appunto le squadre inglesi, e poi vabbè anche una panoramica sul resto? Ma come tu anticipavi, Ajax e Porto forse erano le squadre un po' meno forti, non voglio dire più deboli, che comunque siamo nei quarti della Champions. Liverpool ha iniziato benissimo, ha fatto 2-0 nella prima mezz'ora, ha avuto anche l'occasione per fare il 3, qualche occasione anche per il Porto, però se dovessi giocare un penny, visto che stiamo parlando di economia anglosassone con la Brexit, punterei sul Liverpool. La partita invece di Londra è stata una bellissima partita, perché il Manchester, che secondo me è una delle favorite, ha avuto l'occasione di sbloccare la partita e Agüero si è fatto parare un rigore. Il Tottenham ne ha approfittato, è riuscito a passare in vantaggio, e quindi vedo in questo momento forse il quarto più equilibrato. Ci sarà un bellissimo ritorno dove la squadra di Guardiola dovrà cercare poi di portare a casa la qualificazione. Ajax Juve è stata anche qua una bella partita, secondo me più dal punto di vista del gioco per gli olandesi, che hanno dimostrato insomma questa loro scuola di continuare a far bene. Non sarà un impegno facile al ritorno per la Juve, che comunque
ha 2 risultati su 3, il vantaggio di giocare all'Allianz Stadium, quindi li vedo favoriti. Mentre invece il Barcellona ha fatto una sorta di impresa perché ha vinto, giocando anche molto bene col Manchester, anche se il Manchester United ha dimostrato nel turno precedente col Paris Saint-Germain di vendere la cara la pelle anche fuori casa, però anche in questo caso, considerato lo 0-1 fuori casa, mi sembra insomma che i catalani siano favoriti e quindi si preannunciano delle semifinali, visto che poi c'è un tabellone tipo tennis che dovrebbe essere appunto Juve, continuo a dire Manchester City, e dall'altro lato Barcellona-Liverpool, che è una sorta di finale anticipata. Sì, l'altro giorno durante la partita Ajax-Juventus dicevano che effettivamente questo Ajax è in grado di giocare dappertutto, l'abbiamo visto anche con il Real Madrid, no? Quindi di giocare dappertutto col suo standard di gioco, quindi il ritorno sarà complicato, come hai detto, per la Juventus, ma anche complicate sono anche le altre partite, perché comunque il Manchester è in gara per il risultato, per quanto abbia perso col Barcellona in casa, e comunque il Tottenham non mi sembra che si sia fatto sopravanzare dal gran gioco del City di Guardiola, quindi fermo restando che il Liverpool dovrebbe aver già passato più o meno il turno. Ma andando per ordine, è un po' più complicato, come dicevi tu, la partita della Juve, però a livello di individualità secondo me c'è grossa differenza tra la rosa e soprattutto gli 11 della Juve, se saranno tutti disponibili, e quello dell'Ajax. Il Barcellona al Nou Camp è difficile che il Manchester, che però insomma c'ha Solskjaer che ci ha dimostrato di fatto di avere il gruppo dalla sua parte, però anche qua la vedo un po' più a vantaggio del Barcellona. Sicuramente molto equilibrato, perché come dicevi tu il Tottenham c'è anche questo infortunio di Kane, per cui bisogna vedere se recupera per il ritorno, però insomma è un quarto molto molto equilibrato, avendo fatto gol e non avendone subiti il Tottenham potrebbe aver, come dire, riequilibrato il quarto. Dall'altro lato che il Liverpool vada a Porto e prenda 3 gol senza farne uno, la vedo anche qua piuttosto difficile, però insomma siamo stati abituati, no, a situazioni di questo tipo. Possono capitare, che sono partite. Mi ricordo un Deportivo La Corugna Milan poi 4-0, per cui mai dire mai, visto che comunque sono casi anche un po' eccezionali. Sì, no, lo stadio del Porto, come abbiamo visto con la Roma, è un bel catino. Se le cose dovessero andare bene nella prima mezz'ora o nel primo tempo, un po' come è successo alla Juve con l'Atletico Madrid, il Porto. Però il Liverpool gioca molto di rimessa, con la velocità. L'ha dimostrato anche il turno precedente col Bayern a Monaco, per cui insomma è una squadra che comunque il gol poi lo riesce comunque a fare. Sentiamo invece a questo punto Roberto. Se mi passi una battuta, lui potrebbe avere un nome d'arte, no? C'è un famoso centravanti che è Pazzini invece di Pezzini, vedi che ci gioca attorno. Anche là potrebbe sfruttare questa. C'è anche Lucas Leiva Pezzini. Esatto. Vedi? Allora, senti, invece dal punto di vista, Roberto, segui quindi il calcio, segui un po' la Champions, al di là dei tuoi impegni chiaramente musicali. C'è una squadra che in qualche modo, visto che ovviamente non c'è l'Inter, e quindi in qualche modo per la quale appunto tu tifi, no? E che quindi spereresti che andassi avanti, visto magari lo standard di gioco, penso all'Ajax, che ha un po' fatto innamorare un po' tutti in questo periodo storico, però c'è sempre il Barcellona di Messi, c'è sempre il Manchester City di Guardiola, insomma è una bella rappresentanza. Quale squadra in qualche modo ti piace, ti sfrucuglia? Guarda, ti dirò una cosa che dopo che la dico penso che i miei amici interisti mi odieranno. Già capito. Però siccome a me piace, io tifo per l'italiana, a me non interessa, che squadra siano, quindi io spero che la Juve vada in finale col Barcellona. Beh, devo dire la verità che non è una cosa, anch'io tifo per le squadre italiane fino a un certo punto. Invece diciamo, mettiamola così. Se mi permettete una battuta che spesso faccio, io in Italia tifo per le squadre italiane, in Europa tifo per le squadre europee, quindi sempre Napoli e poi io invece, a differenza di Roberto, Manchester City tutta la vita, Barcellona, Ajax è proprio, insomma, se dovesse essere. Scommetto che in Campania tu tifi Napoli. Assolutamente. C'è questa struttura, no? C'è questa struttura che ti diciamo avrei una certa difficoltà. Adesso ieri scherzavo con gli amici, a Milano
non si trovano più magliette dell'Ajax, perché secondo me a Napoli peggio ancora, ma se le cose dovessero andare in un certo modo ci potrebbe essere una serie di caroselli, diciamo, anti. Insomma, adesso questa Juve però effettivamente sembra che stia centrando l'obiettivo, perché ha preso Cristiano Ronaldo, che già in 2 situazioni ha tirato fuori il castagno dal fuoco. Quindi se stiamo a pensare, arrivato a un certo punto l'hanno progettata giusta quest'anno, poi il calcio non si sa. Certamente dal punto di vista finanziario la proprietà, vedi anche l'ultima emissione obbligazionaria in bond, sta investendo anche in maniera forte sulla compagine bianconera per cercare di portare a casa questa famigerata coppa con le orecchie. Io non la vedo così facile, perché forse mentre c'era troppo pessimismo dopo la partita con l'Atletico Madrid, vedo un po' troppo ottimismo negli ultimi tempi, soprattutto per i tifosi bianconeri, quindi non la vedo così facile, però sono d'accordo con te che la Juventus in questo momento, come ha detto anche Valverde, il tecnico del Barcellona, è una delle favorite, insomma c'è poco da dire, insieme a Barcellona, Liverpool che ha fatto la finale l'anno scorso, Manchester che però non ha questo blasone, certamente secondo me sono Juve e Barcellona in questo momento, dovendo andare dietro la tua provocazione. Potrebbero essere le finaliste. Io sono appassionato di scommesse, se dovessi scommettere qualche euro lo farei, insomma, per una questione di simpatia più per i catalani, però certamente la Juventus è una delle favorite per la vittoria finale. Domanda a bruciapelo, la partita, volevo sapere anche Roberto riguardo a questa domanda. Chiedi prima a Roberto, che è più preparato di me. Nella partita secca, della finale ipotetica Juventus-Barcellona, c'è già stata 3 anni fa e il Barcellona ha vinto 3-1, per cui insomma. Va bene, hai già dato una risposta, vediamo se invece la risposta di Roberto è invece diplomatica a favore delle squadre italiane oppure si sbilancia in finale. Partita secca, finale, Juve o Barcellona? Chi vince? Sì. Spero a sto punto la Juve con doppietta di Ronaldo. Sì. E quindi c'è anche una sorta di rivalsa nei confronti di Messi, no? Perché dopo alla fine sono le 2 squadre di rappresentanza, sarebbe anche... No, dai, è vero, cioè, la Juve da quant'è che non la vince sta coppa? Sono 23 anni, 22 facciamogliela vincere, poi basta, facciamo vincere. Facciamo vincere anche gli altri, anche lo scudetto, facciamo vincere anche un po' gli altri, al Napoli, all'Inter, al Milan, vabbè, cerchiamo di distribuire un po' di gioie lungo appunto il territorio nazionale. Parlando di gioie, parlando quindi di passione, parlando quindi anche di musica nel tuo caso, l'altro giorno, recentemente ho sentito un'intervista di Mogol, una cosa che mi ha molto colpito, che quando Mogol e Battisti facevano insieme, hanno fatto delle bellissime canzoni dei capolavori della musica italiana, Mogol in realtà riceveva prima la musica da Battisti, quando invece concettualmente si pensa sempre che sia un po' il contrario, ci sia il tema di base dal punto di vista appunto delle parole e del testo della canzone e poi dopo si applichi la musica. Allora faccio una domanda a un cantautore che indubbiamente deve monitorare lo stato di cose a livello sociale, capire qual è, in base alla propria personalità, lo spunto e dove andare indubbiamente a colpire, e quindi qual è la situazione? È chitarra che crea, diciamo, i primi 3-4 accordi, oppure c'è già un canovaccio a livello di parole? Quale delle 2 situazioni in te colpisce prima, la musica o le parole? Allora, non c'è una regola fissa, nel senso dipende da quello che si dice l'ispirazione, cioè magari alcune volte solitamente mi viene comunque melodia e testo insieme, accompagnate, quindi non è che mi viene prima il testo e poi lo metto sulla musica, però ci può essere il contrario, che mi viene la musica e poi metto il testo, però solitamente è una commistione delle 2 cose, perlomeno è quello che mi capita a me. Poi con il mio amico Mogol invece ho avuto anche altri modi di scrivere. Certo, quindi dovresti dire quali sono le canzoni, non ti allargare troppo, però cioè, sono 2 miti della canzone, comunque ti auguro ovviamente di arrivare a quei livelli lì altissimi e quindi sei già sulla buona strada. Il punto invece di partenza secondo me è che comunque devi avere una chitarra, devi avere un qualcosa che in quel momento ti consente di far scoccare la scintilla, ci deve essere un qualcosa, perché le tue canzoni le ho ascoltate e per esempio scrivere la canzone che dopo sentiremo, meglio le scimmie con le banane, vuol dire aver ragionato tanto sul perché
a livello di testo sei arrivato a scrivere quel testo, al di là poi della canzone che è molto scanzonata. E quindi la domanda qual è? Che ci deve essere una scintilla, il frutto di un ragionamento tuo ben preciso e che quindi è una sorta, diciamo, di visione delle cose, e poi dopo bisogna quindi sfruttare tramite una chitarra. Sì. Vabbè, sta cosa qua dello strumento è... Sì, diciamo che uno strumento serve per comporre, perché sennò è un po' più difficile, però nel momento della creazione a me capita che non ce l'ho lo strumento me lo immagino. E questa è la scintilla, no? Quello che Sì, tipo l'ultima canzone che ho fatto, ero in macchina, mi è arrivata in macchina e io mi immaginavo la musica, poi una volta presa la chitarra si è trasformata ovviamente. E che tema, tanto per curiosità, cos'era la canzone che hai scritto? L'ultima? Il tema, esatto. Madonna, questa è pesa, L'ultima canzone che ho scritto è... Diciamo che eri in macchina. Hai preso uno spunto, stavi ascoltando la macchina? No, mi è arrivata quello che si può dire l'illuminazione, una cosa del genere. Era una voce che mi diceva delle cose, che era la mia voce però comunque, che mi diceva delle cose che mi consolavano, mi rassicuravano, e quindi questa cosa mi ha colpito parecchio e mi è venuta subito la canzone, perché seguivo l'ispirazione. Un percorso che avevi già in qualche modo elaborato probabilmente mentalmente e ti è venuto fuori in quel momento mi è arrivata subito. Mi è arrivata proprio in quel momento, come se non fossi io a pensarla. So che sembra strano, ma è successo questo. Poi te l'ho detto, comunque ero sempre io che parlavo con la mia voce, però non so bene, questa può essere proprio quella che si chiama l'ispirazione, no? Nel senso che viene da dove viene l'ispirazione? Certo, quindi ci deve essere la voglia, no? Dietro. C'era Alessandro che voleva intervenire su questo dibattito, basta che non canti. No, fatta questa doverosa premessa, no, l'argomento mi appassiona tanto. Tra l'altro faccio i complimenti a Roberto, perché proprio in questi giorni, glielo confessavo prima che iniziasse la trasmissione, ho i figli, io ho un 14enne e un 13enne, quindi Jacopo e Lorenzo, che ogni tanto mi pungolano, no? E quindi mi hanno fatto seguire questo cantautore che va per la maggiore, che ha vinto una nota trasmissione, che poi è di origini campane, che è Marco Anastasio, che poi ho scoperto aver fatto le canzoni che io ho sentito, tra cui questa famosa canzone sul sarrismo, no? E quindi poi vado dietro quello che diceva Roberto, per cui oltre alla scintilla, questo ragazzo, che è il ragazzo di Vico Equense, confessava che lui in questa stanza compone questi pezzi esprimendo un po' quello che è il disagio giovanile, no? Quindi sono delle cose che mi hanno colpito tanto, e siccome proprio ieri Lorenzo, il piccolino, ha fatto un piccolo spettacolo teatrale, c'era questa docente che appunto gli insegnava a come dire, prendere confidenza col proprio corpo, e gli ha chiesto di creare dei piccoli componimenti, quindi insomma sono delle cose molto carine. Lo spunto musicale di tuo figlio ti ha regalato un qualcosa. Bravo, perché secondo me, al di là, come diceva Roberto, dello strumento, ci può essere la situazione, il momento, no? Adesso scherzo e spero che Lorenzo, che mi guarda, non mi manderà a quel paese, anche lui si è inventato questa piccola strofa, no? Lollo barcollo ma non mollo, e c'aveva delle compagne che ballavano, no? Quindi secondo me la musica è fonte di ispirazione, al di là invece di un mondo molto come dire, venale come quello calcistico, o piuttosto, come dicevo, venendo dal mondo bancario finanziario. Quindi insomma mi ha colpito questa cosa, e vado dietro un po' a quello che stava dicendo Roberto, se mi posso permettere, visto che sono ignorante nel senso latino del termine. Diciamo delle considerazioni che si fanno, anche perché poi ognuno ha un proprio taglio della propria esistenza, e quindi innanzitutto avere passione per tantissime cose. È chiaro che dopo ci sono quelli che sono più quadrati e quelli che lo sono un po' di meno. Torniamo però un attimo a bomba, perché poi voglio far vedere e far sentire indubbiamente il brano di punta di Roberto Pezzini del CD Sostrano, Meglio le scimmie con le banane. Sentiamolo.
sta. Sì signora, meglio si sta, ma stiamo camminando su un campo minato, un passo falso e via dal creato. Se la stima delle catastrofi ci inducesse ad essere più critici nella vita odierna, dove per la pace tocca far la guerra, storie nucleari, prodotti chimici, rifiuti industriali, scenari apocalittici e politici cinici che fanno gli ecologici ma puzzano di amaro come le cimici. Non ci voglio andare sulla luna, anche se diranno che lì l'aria è pura. Si stava meglio prima, sì, senza l'umanità. In questo mondo dove si sta male, meglio le scimmie con le banane. In questo mondo dove si sta male, meglio era le scimmie con le banane. Mo le cose sono un po' strane, al posto dell'amore meglio andare a puttane. Uomini innocenti con la mogliettina, poi la sera poker room e cocaina. Nelle lontane montagne verdi non ci corre quella bambina. Mo cinguetta con gli occhialoni fashion e scarpetta modello Paris Hilton, scrive in una chat con il suo phone smart. La furia del pigià è gialla più di Bart, faccette, bacetti, cuoricine a fiotte. Dice tutto bene ma non dorme la notte. E se volesse uscire di casa e le offrisse qualcuno qualcosa, non esiste sostanza sostituibile con la speranza. In questo mondo dove si sta male, meglio le scimmie con le banane. In questo mondo dove si sta male, meglio era le scimmie con le banane. Beh, insomma, mancavano solo le candeline sopra, per dire, ben condito a tutto tondo. Poi arrivato a un certo punto voglio dirti, meglio essere colpiti da quelle cose che ti hanno tirato di tutto o andare in giro con quella parrucca e quel doppio petto color fucsia. Non so tra le due cose qual è la migliore. Qual è la peggiore, semmai? La peggiore, beh, insomma, diciamo che stiamo parlando di due situazioni non le più importanti. No, più che altro perché dopo, alla fine, dopo che sono stato sporcato, ero rimasto sporco, quindi ti lascio immaginare l'odore che emanavo a chi mi stava vicino. Beh, diciamo che è stato proprio un video verità da questo punto di vista. Va bene, molto divertente, CD Sostrano di Roberto Pezzini. Bene, adesso rientriamo un attimo dopo aver fatto questa leggera digressione nei confronti della musica e torniamo invece a parlare di calcio, di un caso spinoso, chiamiamolo così. Vediamo la slide numero 4. Di chi è stata la colpa? C'era una famosa canzone appunto di Bennato, è stata tua la colpa, no? Vi ricordate? Quindi abbiamo lì una coppia famelica, due personaggi, un allenatore e un direttore sportivo, magari a seconda dei vari punti di vista anche loro famelici. Domando ad Alessandro Ranieri di chi è la colpa e se questa cosa poteva essere in qualche modo ridimensionata oppure condotta con dei termini diciamo un po' più cristiani, chiamiamola così. Ma innanzitutto fammi fare i complimenti a Roberto perché la canzone è di grossa attualità, no? Avendo due ragazzini insomma che stanno iniziando a conoscere il mondo dell'adolescenza, c'è questa Greta insomma che sposa un po' almeno quello che mi è sembrato il messaggio della canzone molto molto ad hoc di Roberto, e qui ne voglio approfittare e fargli i complimenti. Grazie. Adesso istintivamente di chi è la colpa mi verrebbe da dire, visto che c'è da individuare un capro espiatorio, a me non è piaciuto. No, perlomeno una conduzione, non è che magari... Prova a rispondere. Allora, sicuramente hanno responsabilità tutte e tre, perché la società ha visto depauperare un asset patrimoniale e quella del giocatore. La coppia, tu dici famelica, fammi passare il termine per non dire di peggio, passionale per non dire altro, tra il calciatore
la compagna, moglie, procuratrice e opinionista hanno sicuramente le loro responsabilità, perché da che mondo è mondo non si va in trasmissione a obiettare il lavoro del tecnico piuttosto a criticare i compagni, però secondo me diciamo un 40, 30 e 30, il 40% ce l'ha il tecnico, perché in questo dapprima ha voluto, come dire, fare le veci della società chiedendo il rinnovo del contratto, perché almeno da quanto mi risulta quello è stato un po' l'oggetto del contendere, a differenza di Perisic e Nainggolan, insomma, che hanno apprezzato il lavoro del tecnico. Icardi non ha fatto lo stesso e da quel momento gli è stata, diciamo, tirata una riga, come si dice. Quindi grande colpa di Spalletti, diciamo. Grande colpa, colpa esatto, maggiore. perché secondo me, come ha sottolineato anche da più autorevoli commentatori, soprattutto da tecnici di livello internazionale, è una situazione che andava gestita nello spogliatoio, no? Nel momento in cui tu metti... Ma pensi che non l'abbiano fatta? Secondo me no, perché nello spogliatoio, da che spogliatoio è spogliatoio, per il lavoro che faccio potrei farti decine di esempi. Ma non sono cose abbastanza normali? No, ma sono cose che dallo spogliatoio non devono uscire. Nel momento in cui esce dallo spogliatoio, levi la fascia, adesso poi è diventata difficile recuperare. Secondo me Marotta si è trovato questa patata bollente fra le mani, suo malgrado, no? Quindi per me, per rispondere alla domanda, dico 30-30, però Spalletti secondo me poteva anticipare. So che tu non sei d'accordo perché ti seguo sempre nei tuoi post, immagino quale possa essere la cosa mi crea un problema, mi fa vacillare perché tutti seguono le mie esternazioni, non dico su chi. Su Ranocchia, mi sembra che la colpa tu la dai a Ranocchia. La colpa è di Ranocchia, esatto, la colpa di Ranocchia. Invece no, dal punto di vista invece del tifoso, no? Quindi dell'appassionato di calcio, questa situazione non è legata in fin dei conti al passato, perché è una cosa che non è mai successa, salvo qualche situazione un po' esasperata di assistiti di Raiola, Balotelli, Ibrahimovic, quindi Donnarumma, che vanno un po' più allo scontro. Però questo, in tutto ciò, ci perde indubbiamente il tifoso. E quindi volevo sapere qual è il tuo punto di vista, come si può in qualche modo arginare, o altrimenti è un po' tutta questa deriva che tu in fin dei conti narri nella tua canzone, e quindi è una deriva inarrestabile e che quindi le cose a livello umano non si riescono più a risolvere. Vabbè, diciamo che questa qui è una sorta di telenovela, comunque, non è che è vero che ci sono di mezzo i milioni e quindi una telenovela abbastanza costosa, però è pur sempre una telenovela con penso persone che non sanno bene come comportarsi in pubblico, e quindi poi fanno questi casini qua, come diceva Alessandro, c'è magari Wanda che dice una cosa in TV, quell'altro che posta, l'allenatore che dice ma no, lui non vale niente, anzi sì. Dopo succedono sti casini perché comunque un sacco di ego, sì, possiamo dire? Giusto. Sì, ego uguale milioni. Questo è, secondo me l'ego è quello. Va bene. Anche se mi permetti, da questo punto di vista, se posso fare una considerazione, visto che tu poi sei un profondo conoscitore delle questioni nerazzurre, provando a dare una risposta un po' più articolata a quel discorso che faceva un po' più di pancia a Roberto, e ci mancherebbe, è che la tifoseria nerazzurra si è un po' spaccata, no? Quindi c'è una curva che secondo me a quella domanda dice io Icardi, il centrante, il capitano, sai, dai tempi di Sassuolo, da quando uscì il libro, l'intervista, le sfide, non lo vogliono più neanche vedere col cannocchiale, mentre invece c'è una parte, diciamo, un po' più aristocratica della tifoseria, diciamo la tribuna, che anche poi nell'ultima partita ha preso un po' le distanze, quindi anche là sono d'accordo con Roberto, è difficile adesso fermare questo ego come lui ricorda le canzoni, no? Anch'io, no? I figli dicono ma come non è il profilo Instagram, i social, Twitter, ormai è diventata una necessità, diciamo, per il lavoro obbligatorio. Esatto, il lavoro che fai, però poi, come diceva lui, non ci si accorge che in queste vetrine, che sono vetrine pubbliche, si possono fare delle considerazioni che poi dall'altro lato possono essere interessanti. A me delle volte arrivano dei messaggi
che li prendo. Io sono abbastanza permaloso come carattere, quindi c'è sicuramente un mio difetto, per cui delle volte leggo dei messaggi e me la prendo, mentre poi invece nella telefonata, nella chiacchierata di persona non era così. È assolutamente sì, questo purtroppo è un discorso di facciata, di immagine, appunto per questo che se li veicoli in un certo modo. Se mi passi la battuta, adesso non voglio fare pubblicità a Roberto che non ne ha bisogno, però sono stati fatti degli esperimenti che anche in campo bancario finanziario le scimmie fanno delle scelte su prodotti e strumenti finanziari facendo spesso meglio degli esseri umani, no? Quindi la riflessione, secondo me, lui l'ha un po', come si dice la canzonata, quindi in maniera anche allegra, però secondo me c'è un discorso di fondo che ci dovrebbe imporre una riflessione, no? Adesso l'ultima considerazione: io che sono amante della Sardegna, ci ho vissuto, c'è questo capodoglio spiaggiato che aveva il tubo digerente assolutamente bloccato per circa un capodoglio di 8 metri con circa mi sembra 3 kg di plastica che lui ha pensato di mangiare sul fondo marino, e quindi è un po', ripeto, quello che lui ci prova a far riflettere su quello che stiamo facendo, dice quasi quasi meglio le scimmie piuttosto che quello degli esseri umani, che dovrebbero avere, diciamo, qualche dono, l'intelletto in più rispetto a quello degli animali. Certo, tornare a fare un passo indietro. Io invece vi dico di fare un passo in avanti da questo punto di vista, perché abbiamo calcio e musica, e quindi ve l'ho già detto, anticipato all'inizio della trasmissione, un piccolo giochino, perché a che calcio che fa ci si vuole anche un po' divertire, quindi andiamo con la slide numero 5. Accostamenti in musica calcio. Qua abbiamo 3 gruppi, il gruppo probabilmente da cui dipende più o meno tutti gli ultimi 50 anni musicali sono i Beatles, i grandi dirimpettai del rhythm and blues, e quindi sono i Rolling Stones, e poi l'interpretazione, diciamo, di questa musica in chiave più moderna degli ultimi 30-40 anni, che sono invece gli U2. Allora vi faccio questo giochino. Allora non so chi è più terrorizzato, se il procuratore che deve inserire delle squadre di calcio oppure invece Roberto. Siamo preparato? Roberto, fai rispondere, dai. Va bene, Roberto, allora vediamo. Io sono anch'io terrorizzato, perché secondo me dirò delle castronerie pazzesche. Qua ci si diverte anche. Allora, diciamo che i Beatles è una grande squadra. Io dico il Barcellona, perché i Beatles è uno spettacolo sentirli, hanno un sacco di, come si dice, the skills, come si dice nel calcio. Ok, quindi vabbè, capiamo, ci siamo. Barcellona. Poi c'è i Rolling Stones, invece, siccome sono gli antagonisti, vado sul semplice, facciamo Real Madrid, e U2 invece possiamo fare un super squadrone tipo Lentella. No, sto scherzando. Dimostra profonde conoscenze calcistiche. Profondissime. Queste sono le due spalle di Roberto. Vediamo se nel frattempo invece Alessandro è riuscito ad avere il tempo per studiarsi le 3 squadre. Vorrei che fossero un po' più plasmate nel tempo. Sì, infatti, ti dico, anche perché hanno fatto una foto recentemente quando le cosiddette legend rossonere sono state a Liverpool, i Beatles, e tutta una serie di motivi mi ricordano il Liverpool, non solo quello ultimo, ma il famoso Liverpool che vinse anche tante Coppe dei Campioni, fra cui quindi i Beatles sono il Liverpool. Sì, quella storica contro la Roma, così a pelle mi viene. Attenzione che c'era, il Liverpool era il Manchester United, c'era il quinto Beatles. Gli antagonisti è proprio il Manchester, questa squadra, insomma, che dai tempi non solo di Ferguson, andando a ritroso, come diceva giustamente Roberto, rappresentano un po' George Best, il quinto Beatles. Esatto, bravissimo, mi hai letto nel pensiero. Mentre invece gli U2 che è un po' la squadra della tradizione, quelli che insomma hanno fatto sempre musica in un certo modo, anche in maniera forte. Mi viene in mente così, però ripeto, sono ignorante, il Bayern Monaco, no? Squadra gloriosa, Beckenbauer, Hoeneß, Rummenigge, che poi anche negli ultimi tempi, e quindi vedo anche i ragazzi continuano a apprezzare e vincono sempre lo scudetto. Esatto, quindi mi sembra un qualcosa che fa sempre breccia nei cuori, insomma, di quelli che sono gli appassionati. Bene, vabbè, dai, sono state delle risposte molto simpatiche e carine. Riprendiamo Che calcio che fa tra un minuto.
passione, emozione, sensazione e ancora euforia, divertimento e simpatia. Non rinunciare a tutto questo. Scarica l'app di Silver Music Radio, SM Radio, e ascoltala dove vuoi. Silver Music Radio, la tua radio ti ascolta. Allora, Alessandro Ranieri parlava dell'ultima volta che è venuto in radio, Silver Music Radio, dove c'era stato un collegamento con Marco Ligabue, e quindi evidentemente c'è sempre questo alone calcio-musica, quindi tantissima passione che riguarda ovviamente il modo di interpretare, proprio diciamo slancio, no? Perché il calcio è bello da vedersi, la musica è bella da ascoltare, insomma, quindi alla fine colpisce più o meno tutti. Tu sei venuto un paio d'anni fa, giusto? Sì, no? sì, e quindi sì, eravamo da un'altra parte. Sì, un po' l'anima partenopea, adesso non voglio fare gaff che abbiamo dai tempi di Murolo piuttosto che la canzone melodica napoletana, fino insomma arrivare ai recenti cantautori. Io sono ovviamente un fan, considerata l'età di Pino Daniele, però citavo anche la prima parte della trasmissione, adesso sono dei ragazzi che stanno facendo apprezzare. Ma stai scherzando? Cioè, sì. il melodramma, lo stile napoletano sono le canzoni che veramente spopolano sempre e comunque, e lo sappiamo, le romanze cantate da Pavarotti, Bocelli, adesso la nostra tradizione. Se mi passi, adesso sto sconfinando perché dovrei parlare solo di calcio perché è vergognoso, no. però c'è quest'ultima canzone che hanno fatto 3 cantanti abbastanza noti a Napoli, che sono Sal Da Vinci, questa voce graffiante di Riccardi, che è Nanà, che è una metafora sulla città partenopea, quindi questo Nanà che spesso è trattata come una prostituta, per non dire un'altra cosa, no? Quindi mi ricollego un po' al discorso che faceva Roberto, dove spesso non apprezziamo, non valorizziamo le cose che abbiamo in casa. Beh, questo è un discorso che si allarga a tutta l'Italia, diciamo la verità, e Napoli in particolar modo, anche perché poi Napoli è veramente un enclave particolare a sé, con un marchio di fabbrica incredibile dal punto di vista musicale, lo sappiamo, no? Per tutti i grandi personaggi che si sono alternati, anche quelli attuali, insomma, che sono molto seguiti, insomma. Torniamo invece un attimo, anzi torniamo di nuovo sul calcio e la musica velocissimamente, non abbandoniamo questo genere, facciamo il percorso inverso, partiamo dai grandi calciatori e li uniamo a degli esempi invece di natura musicale. Quindi qua abbiamo 4 top, abbiamo il grandissimo Pelé, il grandissimo Maradona, il grandissimo Messi più attuale, e secondo me un grandissimo giocatore era Johan Cruyff. Quindi abbiamo lo stile di una volta, abbiamo la grandissima capacità di Pelé, la grandissima capacità di Maradona di fare squadra quasi da solo, l'essere cinico e anche bello a vedersi da parte di Messi, e dall'altra parte una scuola, il personaggio che ha impersonificato in particolar modo una scuola, una tendenza. Abbiamo visto l'altro giorno l'Ajax cosa rappresenta a livello calcistico, quindi parte probabilmente da quel periodo, fine anni 60, inizio anni 70, dove Johan Cruyff era il numero 14, il leader di questa squadra. Quindi parto dal più tecnico a livello calcistico, vediamo Alessandro Ranieri da questo punto di vista. Quali sono i cantanti, i personaggi musicali che possono essere accostati a queste 4 figure? Velocissime, dai, così andiamo avanti. Sei autorizzato a prendermi a calci nel sedere perché ti ho confessato. Vai tranquillo, lui è però dico Pelé, immagino scuola brasiliana, quindi io ho un carissimo amico che è brasiliano, quindi mi viene in mente Toquinho, ma soprattutto Gaetano Veloso, quindi la tradizione, bellissima scelta, la tradizione brasiliana. Ovviamente Maradona, ne ho parlato poc'anzi, lo associo a Napoli, per cui per me è Pino Daniele, anche se ho l'immagine del tango che insomma vabbè, perché è argentino, certo. Esatto, passione. Messi un interprete più moderno, esatto, quindi diciamo potrebbe essere adesso cantante spagnolo, anche autore, sì, esatto, ma anche italiano. Mi verrebbe da dire Giulio Iglesias, però so che è ex portiere del Real Madrid, per cui non vorrei fare una gaffa, però dal punto di vista del cantautore, visto che tu l'hai citato poc'anzi, mi ricorda Battisti, no? Quindi questo suo atteggiamento anche canzoni volte, belle, certo. molto molto belle dal punto di vista estetico, ma anche molto profondo, perché comunque è un ragazzo che ha difficoltà a esprimersi. E Cruyff, non so per quale motivo, però la tradizione, c'è anche questo film che è uscito recentemente, lo associo a Fred Mercury, quindi un po' il calcio fatto da questi
gesti atletici fantastici, uno che ha creato una grande voce particolare, esatto, che ha creato una scuola e che comunque che ancora adesso si ascolta, perché vanno i ragazzi. Ti ripeto, ho risposto molto di pancia, quindi spero che poi da casa non. Guarda, le prime indicazioni sono quelle che proprio partono dal cuore, dal modo di pensare. Sentiamo Roberto cosa ci dice riguardo a questi accostamenti, se ne ha trovati, quindi non mi deludere. Sono in grande crisi perché la cosa è questa, rispondo in maniera intellettuale, dai, visto che sono sempre stato qua a fare lo stupido, adesso rispondo in maniera seria. Cioè che nel calcio si può vedere meglio, magari, no, ho sbagliato, nella musica se uno è tecnico ed è bravo non vuol dire che possa comunque arrivare, cioè magari uno è ipertecnico, è il migliore al mondo a suonare la chitarra, ma non arriva perché la musica va a toccare anche altri canali. Invece sul calcio ci può stare che uno che ha una tecnica mostruosa, una tecnica mostruosa, arriva a giocare in Serie A, uno che ha una tecnica mostruosa, invece nella musica può arrivare in Serie A anche chi non ha una tecnica mostruosa, quindi è difficile fare dei paragoni con questi mostri sacri dello sport, cioè, perché Messi per me è il più forte del mondo, devo dire chi è il più forte del mondo nella musica, ma non c'è, capito? Sono d'accordo con te, hai ragione da questo punto di vista, perché la tecnica è la discriminante che consente di dare il valore all'uno, poi vabbè c'è anche il potere del giocatore, l'importanza del giocatore. Allora io ti ribalto e ti incastro. Mi devi dire un tuo personaggio, grande musicista di riferimento, e vediamo a chi dei quattro può essere accostato. Hai un punto di riferimento? Quando parlava di chitarra mi è venuto in mente Carlos Santana. Santana è forte. Non so, un cantautore italiano. Cantautore italiano che mi piace. No, io lo ammetto, purtroppo non sono un grandissimo fan dei cantautori del passato, a parte Battisti geniale, proprio, perché se lo ascolti adesso Battisti dici non fa parte di quegli anni, ma non fa parte neanche di questi. Io raccolgo la provocazione di Fulvio, perché della mia generazione esatto, è Umberto Tozzi, non so adesso so che Roberto mi prenderà, ma no, io le cantavo le canzoni di Umberto Tozzi. Siccome è della mia generazione, per cui è uno che comunque poi ho scoperto, insomma, che tante canzoni sono state tradotte, sono state anche venduto molto, assolutamente. Ci sono 2 o 3 canzoni che sono cantate in inglese, tranquillo, Gloria, tanto per dirne una, no? Quindi va bene, abbandoniamo questo momento di imbarazzo, perché mi sembra che ci sia stato un blocco, non me l'aspettavo Roberto da questo punto di vista. Va bene, dai, andiamo avanti invece con la slide numero 7. Ecco, quindi ritorniamo, quindi stiamo parlando di fenomeni della musica, fenomeni anche del calcio, quindi Eden Hazard per me è il giocatore più importante, più bello a vedersi in questo momento storico. Il prossimo pallone d'oro secondo me sarà lui, anche perché poi è predicato di passare al Real Madrid, che è una fucina ovviamente di palloni d'oro, chi arriva lì diventa pallone d'oro. Sentiamo Alessandro Ranieri se questo è il personaggio di riferimento, dovrebbe passare al Real Madrid, e se ci sono dalla tua esperienza dei profili che possono spostarsi, penso anche ai personaggi che sono venuti fuori con questo Ajax. Innanzitutto ti faccio i complimenti, perché Hazard ha fatto quest'ultimo gol nel campionato inglese spettacolare, insomma, questo doppio movimento che ha lasciato un po' tutti quanti estasiati. Quello in area, sì, no? Esatto, il gesto tecnico che insomma è stato richiamato poi da Douglas Costa un paio di volte la partita con l'Ajax, no? Questa sorta di tira e molla col pallone per cui i difensori sono rimasti basiti. Come dicevi tu, visto anche i problemi del Chelsea, potrebbe essere l'uomo mercato, perché per la storia del fair play finanziario che coinvolge anche qualche squadra italiana, il Chelsea dovrebbe fare cassa, e in effetti il Real Madrid in questo momento è considerato il campionato, e anche per rispettare il volere di Zidane dovrebbe essere la candidata ad avere il calciatore nella propria rosa. Certamente c'è Higuain che rientrerà dal prestito, quindi c'è un valzer delle punte in Italia, Icardi che dovrebbe andare via, Dybala in discussione, però come tu facevi cenno, so per certo che il Barcellona sta provando ad offrire Coutinho, c'è anche questa ipotesi di un eventuale scambio con Dybala, c'è qualche attenzione per esempio sul capitano del Napoli che è Insigne, e dall'altro lato c'è Mbappé
che è allettato da questi petrodollari del Paris Saint-Germain, che però anche lui potrebbe cedere alle lusinghe del Real Madrid, che vista anche l'annata abbastanza deludente. Quindi secondo te stanno allestendo una squadra, hanno passato un anno di transizione vedendo chi poteva essere affiancato ancora al progetto, hanno preso delle stampate in Champions, in campionato non sono primi e quindi a questo punto qua fanno guarda, sarà per mia fortuna, nel senso che io purtroppo non seguo questi giocatori, però sarà un mercato molto movimentato, quindi sarà soprattutto le punte, secondo me anche gli allenatori, perché comunque c'è Mourinho che si sta offrendo un po' a destra e a manca, c'è questo discorso di Allegri che secondo me si prenderà un anno sabbatico, quindi sarà interessante. Secondo te Allegri è arrivato alla fine dell'esperienza Juve? Sì, perché comunque vince. Comunque vada, mi hanno detto che dopo Madrid c'è stato un incontro chiarificatore con Andrea, perché Allegri giustamente dopo i risultati ottenuti e visto che alla prima partita, forse la seconda dopo quella con l'Atalanta in Coppa Italia, aveva ricevuto una serie di critiche e addirittura voleva dare le dimissioni. Poi è stato bravissimo a lui e alla squadra a riprendersi con l'Atletico, però ormai, come si dice, è arrivato a fine ciclo e anche nelle ultime interviste mi sembra che Allegri abbia detto esplicitamente che l'allenatore non è eterno, no? Quindi quasi ad anticipare quello che accadrà. Quindi sarà un mercato molto interessante per i direttori sportivi, vedi quello che è successo con Monci, ce ne sono tanti, insomma, che anche in Italia stanno provando rotazione di direttori, insomma si sta cambiando un po' la geografia. Tanto Roma, secondo me, quindi potrebbe cambiare qualcosa a Torino, alla Juve adesso insomma c'è Paratici, c'è una diversa suddivisione del lavoro, gli allenatori, perché secondo me non solo l'Inter ma anche al Milan potrebbe succedere qualcosa, oltre alla Roma come è successo a Firenze, e come dicevi tu, secondo me a cominciare dagli attaccanti, per arrivare poi all'ultima parte della domanda. C'è questo difensore dell'Ajax, De Ligt, che veramente mi ha impressionato. Ma anche tutti gli altri sono dei bei giocatori. Sì, mi ha impressionato, anche se De Jong dovrebbe aver chiuso col Barcellona, quindi insomma ci sono Barcellona, Bayern, per esempio anche a Monaco sarà curioso vedere chi andrà a sedere sulla panchina. Ci sono veramente una serie di movimenti che dovrebbero animare l'estate calcistica. Ecco, voglio invece sapere da Roberto, se segue appunto il calcio italiano, ovviamente la nazionale, c'è espressione di talenti, di giovani che sono indubbiamente molto appetibili, ci sono per esempio giocatori come Chiesa, Zaniolo della Roma, Bernardeschi alla Juventus, e quindi se tu hai dei profili, segui in particolar modo qualche giocatore che ti piace e che quindi magari anche per la stessa Inter, penso a Barella per esempio del Cagliari, possono in qualche modo spostarsi per il progetto della tua squadra. No, diciamo che io il calcio lo seguo la mattina alle 8 a colazione, al bar, col caffettino, gazzetta, sigaretta, e quello è il mio seguire il calcio. È un classico italiano, ecco, quindi. Oppure quando mangio fuori anche di gazzetta, poi le partite le guardo pochissime, però sono, quindi leggendo la gazzetta ogni giorno così le cose le leggo e io penso che quindi dici sull'Inter quale giovane giocatore che segue, Chiesa, adesso Chiesa è un po' calato in queste, si è anche fatto male, però Chiesa è forte. Ti piace come giocatore, quindi? Anche perché in prospettiva ha delle potenzialità molto ampie, penso. Quindi, o no? È uno dei nomi papabili, giusto, no? Alessandro, assieme a Barella? Assolutamente anche. Sì, adesso secondo quelle che sono le indiscrezioni che girano negli alberghi milanesi, che purtroppo per fortuna per motivi lavorativi frequento, Barella, per rispondere alla tua domanda, mi sembra molto più vicino all'Inter, considerata anche che le proprietà sono in ottimi rapporti, anche se il Napoli sta facendo una corte serrata. Chiesa, per tornare ad andare dietro anche un po' al discorso che faceva Roberto, mi sembra che sia abbastanza vicino, quindi promesso alla Juve, è un altro profilo che interessa il Napoli, mentre Zaniolo, avendo cambiato 3 procuratori, tra l'altro il primo procuratore era proprio di Crema, visto che siamo qua a casa, in casa di Lombardia TV, sta valutando con molta attenzione quelle che potrebbero essere le proposte al Real Madrid, e come ricordavi tu è una società che sta cercando di fare di tutto per ritornare ai fasti subito in fretta con una grande squadra. E Zidane, che conosce molto bene il calcio italiano, questo 99 con una fisicità importante l'ha subito colpito. Tornando alla nazionale, abbiamo un profilo come il 2000
Ken, piuttosto che, come ricordavi tu, Verratti, Sensi, Barella a centrocampo, Chiesa e Bernardeschi, con Romagnoli e Donnarumma dietro, con giocatori come Piccini e Spinazzola, per cui speriamo che Mancini riesca a qualificarsi e far sì che un po', insomma, qualificarsi penso proprio di sì. Lo so, però non lo vedo così facile tutta la macchina. Esatto, però insomma al sistema calcio farebbe bene una nazionale trainante, visto che poi nell'immagine di apertura ci avete fatto ricordare, almeno per me, questa immagine con Cannavaro campione del mondo, che è stato anche poi l'ultimo pallone d'oro italiano, quindi speriamo che ritorni. Dobbiamo lucidarla un po' con le immagini, di tornare ai vecchi fasti. Questo lo so, è un discorso che riguarda tutto il calcio. Molte volte entriamo in questo argomento di base che appunto poi dopo alla fine ci porta nient'altro a dire che il nostro calcio è quello meno appetibile, il discorso delle televisioni che indubbiamente non possono investire su uno spettacolo che non piace, eccetera eccetera, quindi c'è un'autodepressione che secondo me invece bisogna cercare di limitare, nel senso che è vero, ci sono situazioni non facili, il calcio è sempre messo sopra da tantissimi, a qualsiasi livello, però comunque alla fine il nostro calcio comunque dice sempre qualcosa, no? Quindi riusciamo ad arrivare abbastanza in fondo. Io credo che tutte le altre concorrenti, le altre federazioni abbiano sempre molta paura anche nelle varie competizioni, al di là del fatto che non ci siamo qualificati le ultime volte. Sono 10 anni che facciamo abbastanza schifo a livello mondiale, scusate, passatemi il termine. Va bene, cambiamo argomento, entriamo nell'ultimo quarto d'ora, quindi parliamo un po' di calcio, ovviamente il calcio che si giocherà in questo weekend. Parliamo della classifica, abbiamo ormai la Juventus che si è involata, il Napoli che ha 20 punti, l'Inter che ha 57 ha messo un po' di fieno in cascina, una distanza diciamo abbastanza importante, ma fino a un certo punto, visto che ha le prossime 3 partite molto importanti, quindi deve cercare di fare comunque bottino. L'Atalanta che sta rivenendo molto bene, il Milan sta segnando un po' il passo, la Roma ha vinto l'ultima partita, la Lazio deve recuperare una partita di settimana appunto contro l'Udinese, il Torino sta crescendo, la Sampdoria ha perso l'ultima partita, la Fiorentina ha cambiato guida tecnica, Cagliari, Sassuolo, Parma e Genoa si stanno avvicinando alla quota 40 per la salvezza, rimangono ancora un po' sviluppate la Spal e l'Udinese, e poi c'è una lotta con Empoli e Bologna, con anche comunque una piccola finestra di salvezza, di speranza del Frosinone che è andato a vincere l'ultima partita, e quindi l'ultimo Chievo che continua a essere sempre a onorare le partite e comunque rimane fermo a quota 11. Stavi dicendo una cosa, Alessandro? No, ti faccio i complimenti, perché la maggior parte delle televisioni mettono il Milan al quarto posto, io invece che tifo Atalanta, perché per quello che dicevi tu è una squadra che sta dimostrando, anche grazie a Gasperini, di portare avanti un certo tipo di discorso. L'avete messa, adesso non so se per una questione alfabetica, perché abbiamo seguito quella ufficiale, in teoria in questo momento l'Atalanta sarebbe esatto, non ricordo gli sconti diretti, però appunto l'Atalanta, io lo sto dicendo già da un mesetto, è una potenziale candidata. Ho sentito proprio ieri il direttore sportivo, avendo qualche giocatore con l'Atalanta, una seria candidata. Ho visto anche la partita con l'Inter, no? 0-0, sono d'accordo con te, importante. ero a San Siro e secondo me hanno fatto un'ottima prestazione, anche se poi l'Inter ha avuto più occasioni. Vediamo il turno, quindi vediamo le partite sempre articolate secondo la mia logica, che riguarda appunto l'importanza della classifica ma anche l'importanza della partita in sé. Abbiamo Milan-Lazio ovviamente che decide in qualche modo anche la posizione e la ripresa eventuale del Milan con la Lazio che sta recuperando, la Fiorentina che ha cambiato guida tecnica col Bologna che ha bisogno di punti, quindi non sarà una partita facile. Poi derby, un classico derby tosco-emiliano. Tra l'altro la Lazio con una partita in meno, quindi questa è una sorta di spareggio per la Champions. Certo, infatti è una partita molto complicata per tutte e due le squadre, anche se vabbè, effettivamente guardando un attimo il turno, la Lazio ha ancora una partita che però deve andarla a vincere contro questo Udinese. Poi abbiamo 3 partite, Frosinone Inter, Atalanta Empoli, Roma Udinese, dove in realtà sono 3 squadre, Inter, Atalanta e Roma, che incontrano 3 pericolanti che sono sempre lì, quindi sono partite molto complicate. L'Inter che va a Frosinone che ha vinto l'ultima partita, l'Atalanta incontra l'Empoli che è sempre una squadra che sta comunque ha cambiato la guida tecnica anche in questo caso, l'Udinese che sta facendo bene, insomma sono partite difficili. Poi c'è il derby della Lanterna, Sampdoria Dillo che la Roma ha cambiato guida tecnica, sì. C'è un allenatore da un cognome importantissimo. Certo, Ranieri, ricordiamo, qua evidentemente siamo in piedi, no? Poi tu sei napoletano, lì è romano, quindi sì. C'è un ceppo che si allarga nel centro Italia.
Poi vediamo le ultime partite proprio a seguire, che sono partite relativamente importanti: Torino-Cagliari, Sassuolo-Parma, che è un altro derby. C'è il derby della Lanterna. Emiliano. No, il derby della Lanterna. Sì, no, sono sceso già, esatto, c'è il derby della Lanterna ovviamente, Torino-Cagliari, Sassuolo-Parma, derby emiliano, Spalla-Juventus e Chievo-Napoli. Allora faccio sempre questa domanda, in base ovviamente anche per capire se abbiamo lo stesso modo di pensare: tolte le vostre squadre di appartenenza, quale partita andreste a vedere? Sentiamo Alessandro Ranieri, quale partita ti piacerebbe vedere, diciamo? Ma la prima, come sono d'accordo con te, in ordine di importanza, anche perché i giornalisti di solito facevano la somma, no, dei punti in classifica, e direi che Milan-Lazio è la partita di cartello, anche se a me non dispiace il derby della Lanterna, dove secondo me Sampdoria e Genoa c'è una grossa rivalità e cercheranno di portare a casa il risultato, soprattutto fronte rosso-blu, che insomma viene da ultime partite non entusiasmanti per quanto riguarda i turni di campionato, quindi sono le due partite. Però ha pareggiato a casa del Napoli. Sì, perciò dicevo, però dico, non ha fatto benissimo, visto che poi viene da una sconfitta abbastanza pesante con l'Inter e da 3 cambi di allenatore, per cui hanno fame di punti rispetto a una Sampdoria che sta facendo benissimo e che dovrebbe passare di proprietà. E poi sono quelle partite dove, quei derby dove le squadre, una volta che una delle due vince, rimane a posto per 6 mesi, la supremazia sulla città. Vediamo invece, Roberto, se al di là della partita dell'Inter, quale partita andresti a seguire, diciamo? Allora, fammi vedere un attimo quali erano le partite. Rivediamo il turno. Comunque penso che gli highlights della partita, che mi guarderò a pranzo sul computer, sono quelli di Milan-Lazio, i primi che vedrò. Vabbè, questa anche perché poi indubbiamente è la partita, diciamo, di cartello. Quindi tu dicevi, Alessandro, che l'Atalanta quindi meriterebbe, per il progetto della società e di poter... C'è un settore giovanile che sta facendo benissimo, vedi la Primavera in tutte le categorie, la Beretti, l'Under 17, quindi secondo me sposo un po' quello che tu dicevi precedentemente. È una società dove la proprietà sta cercando di mettere a posto lo stadio, portano avanti il settore giovanile, e secondo me sarebbe un bel segnale a livello di progettualità rispetto comunque a squadre che investono, spendono di più, come l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, insomma la stessa Fiorentina, che come tu ricordavi ha cambiato guida tecnica, non ultima Sampdoria e Torino. Però l'Atalanta, a me, per un discorso insomma che da tanti anni lavoro con questa società, mi farebbe piacere anche per dare un segnale, come spesso dicono i napoletani purtroppo, che il fatturato fa la differenza, dimostrando che in questo caso, avendo un allenatore che ha la voglia, lo spirito, ma soprattutto gli attributi, no? Abbiamo parlato tanto di attributi, far giocare ragazzi 17-18 anni. L'altra sera con l'Ajax ha debuttato un ragazzo del 2000 in Champions. Secondo me sarebbe un bel segnale per il calcio italiano. Vabbè, quindi questo l'Atalanta indubbiamente sta facendo molto bene, quindi ormai è attestata dalle prime 7 posizioni di sicuro, poi staremo a vedere se riuscirà in qualche modo. Invece, vabbè, mi piace domandare, visto che si parla di programmazione, l'Atalanta quindi è una squadra che ha una programmazione, ne abbiamo parlato appunto appena adesso, no? Quindi invece nel tuo lavoro la programmazione è molto, ma molto importante, perché va bene avere l'ispirazione, riuscire a cogliere il momento giusto, però bisogna anche programmare, perché hai da fare date, devi andare fuori in tour, hai la possibilità quindi di poter fare per esempio dei concorsi, e mi sembra che recentemente hai vinto anche un concorso, quindi anzi ne hai vinti vari, no? E quindi se vuoi anche raccontare un po' questa esperienza riguardo a questo rapporto, diciamo, con questo modo, diciamo, anche di mettersi in evidenza, perché ci si mette alla prova. Guarda, come dicevi tu, la programmazione, almeno per quanto mi riguarda, è fondamentale, perché sennò c'è il rischio appunto che ci sia lo stereotipo dell'artista che viene l'ispirazione lì e scrive e basta, e lui fa quello. Certo, mi piacerebbe fare quello, però adesso non è per me il momento, e quindi la programmazione è fondamentale, e soprattutto avere chiari quali sono gli obiettivi e dove si vuole arrivare. E quindi diciamo che tra le migliaia di cose che ci sono da fare, appunto come dicevi tu, i concorsi, ma io vorrei soffermarmi sulle prossime cose vicine che ci sono, che farò ad aprile e a maggio, certo. Che sono: ad aprile girerò un video
di una canzone che è fuori dall'album, che si chiama Manca, ed è una canzone che è un atto di denuncia contro il potere mafioso. E farò questo video girato nel teatro di Gubbio, e quindi insomma seguitemi così saprete quando uscirà. E poi farò il video di Sostrano, che è la canzone che dà il titolo all'album, che appunto è un invito, banalmente parlando, a essere se stessi anche se si è strani, perché tanto chi non è strano? Giusto. No? Giusto. E quindi ci sono questi due grandi lavori che farò ad aprile e maggio, poi a maggio sarò anche a Milano a fare 2 date. Quindi seguitemi sui social per capire dove sono, basta che scrivete Roberto Pezzini Official su Facebook, e così potete seguire tutto quello che faccio. E sì, per i concorsi mi è capitato di vincerne qualcuno, ho vinto dei premi particolari, non è, no, perché ti dico, perché sostanzialmente vabbè, c'è un discorso anche di mettersi in evidenza, fare il concorso, ma se dopo non lo vinci, invece andare a vincere anche dei concorsi, al di là della visibilità, però è anche un piacere, perché tu in quel modo lì riesci quindi a verificare sul campo. Bravo. E quindi tra una giuria e comunque una platea, o come si mostra, diciamo, la selezione, come va avanti la modalità, diciamo, di premiazione, vedere che il tuo lavoro è subito legittimato, al di là delle vendite. No, ma infatti i concorsi che faccio ovviamente non sono i concorsoni tipo Sanremo, però ricevere questi premi a me fortunatamente non gonfia l'ego, ma mi aiuta invece ad accrescere l'autostima, che è una cosa diversa, e quindi avere già avere sempre un confronto sul fatto che ok, allora quello che faccio forse piace anche a qualcun altro, non solo a me, quindi questa cosa qui è positiva. Beh, questo indubbiamente, anche perché poi comunque dietro una canzone abbiamo detto che c'è l'ispirazione, ma c'è anche una ricerca interiore, quindi insomma è un tragitto, un percorso che uno fa indubbiamente su se stesso, è una sorta di autoanalisi, no? Per arrivare poi al punto, ecco, io riesco a tirar fuori da me questa considerazione della vita, indubbiamente, e la utilizzo tramite la tecnica, che è quella che dicevamo prima, la tecnica calcistica per i calciatori. L'ultima considerazione, siamo arrivati praticamente alla fine della puntata, velocissimamente le 4 squadre, diciamo, anzi le 2 squadre che vanno in Champions insieme al Napoli e alla Juventus, chiedo appunto ad Alessandro Ranieri, e in coda se questo Bologna che cerca di staccarsi alla fine rimane sempre un po' avviluppato, non riesce a fare quel salto in avanti, se veramente potrebbe rappresentare una sorpresa in negativo e andare in Serie B. Non glielo auguro ovviamente. Ma confermando quello che dicevo prima, direi le 2 squadre nerazzurre, Inter e Atalanta, così l'Inter per il vantaggio che ha, l'Atalanta per quello che sta dimostrando. Cioè il rinvenire da parte della Lazio, non sei convinto? Delle volte perde sempre le occasioni quando c'è il momento di fare quel saltino in più, però appunto, come dicevamo, può darsi che poi a San Siro c'è anche il Milan che si gioca tantissimo, perché dopo il derby ha fatto veramente male, per cui una situazione sicuramente fluida che potrebbe vedere tante sorprese, quindi già dalla settimana prossima potrebbero cambiare le considerazioni. Per quanto riguarda la salvezza, come dicevi tu, il Bologna certamente, il cambio con Mihajlovic ha determinato un cambio di passo importante, quindi è una delle sorprese negative. E io non penso che retroceda, perché Mihajlovic è un allenatore di grosso temperamento, l'Empoli sta facendo molto bene, vedi le ultime partite con Napoli e Juve, quindi non sarei così sicuro che squadre come Udinese, Parma, lo stesso Genova, addirittura il Sassuolo e il Cagliari non possono essere poi invischiate, considerato che, come dicevi tu, il Frosinone si è rimesso in carreggiata e sta facendo molto bene. Cioè, è pericoloso il Frosinone, sembrava battezzato. Potrebbe essere poi, come successe anche qualche anno fa, la classica squadra che poi prende l'abbrivio, anche se la distanza è tanta. Però è difficile, mi viene difficile fare un nome. Direi che per la classifica, per il blasone, per la squadra, quello che vedo, insomma, potenzialmente candidato alla retrocessione, devo fare un nome, proprio l'Empoli. Ho capito, bene, vabbè, quindi allora alla fine dopo mancano ancora 7 partite, quindi si possono salvare, ma possono anche effettivamente cadere nelle spire della retrocessione. Va bene, allora prima di salutarvi, alle ultime 3 slide velocissimamente, vediamo la slide che riguarda appunto
il CD Sostrano di Roberto Pezzini, e quindi ricordiamo di andare a sentire queste canzoni, di acquistare indubbiamente questo CD, che sono canzoni molto molto simpatiche. Abbiamo la Casa della Città Solidale invece per ciò che riguarda il nostro angolo della beneficenza, l'Associazione di Promozione Sociale Onlus e Banco per la Famiglia della Madre Teresa di Calcutta, e andiamo per ultima ecco, in successione rapidissima, quelli che sono gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa. Ricordiamo ovviamente, come adesso, Lombardia TV venerdì alle ore 21, sabato alle ore 18 in replica, la radio silvermusicradio.it per ascoltarci lunedì alle ore 15 e anche in video a vederci su Lodi Crema TV canale 111, e poi ripeto, qualche informazione ogni tanto andate a sbirciare su checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, è stata una trasmissione molto divertente, mi è piaciuto molto perché questa commissione tra musica e calcio. Io saluto il tenore, ovviamente, Alessandro Ranieri. Grazie Fulvio, se mi permetti, visto, faccio i complimenti anche per le ultime slide, se mi posso permettere di fare pubblicità a un'iniziativa che abbiamo replicato proprio qua su Crema con i non vedenti. Noi l'abbiamo fatto in Sardegna con mister Petrone, l'attuale mister del Rimini. Grazie anche alla Fondazione Banco di Sardegna abbiamo cercato di rendere accessibili a tutti delle spiagge in Sardegna, in particolare a Olbia, con questa associazione che si chiama Mais Portabilità. Benissimo, grazie. Dopo mi rigirerai, perché settimana prossima manderò in onda la slide di questa associazione. Grazie. Ti ringrazio, grazie per essere venuto, e ringrazio ovviamente Roberto Pezzini con i suoi excursus di natura calcistica, ma soprattutto di natura musicale. Grazie Roberto. Ciao a tutti, ciao, grazie Fulvio, ciao. Bene. Alessandro. E noi invece ci vediamo settimana prossima, sempre con Che Calcio Che Fa, ovviamente qui su Lombardia TV, canale 99. Ciao!